Cari telespettatori, rieccoci insieme anche quest'oggi. Allora, abbiamo il piacere di avere per la prima volta qui con noi, quindi ci fa molto piacere, Roberta Girelli, presidente terziario donna Confcommercio Verona e anche Veneto, consigliera nazionale con incarico nazionale terziario donna Confcommercio al credito. E allora, ben arrivata intanto, grazie di essere qui. La sua presenza è per aiutarci ad entrare meglio, a comprendere le dinamiche che devono essere affrontate dalle donne imprenditrici, in modo particolare in questo periodo di tempo. Tanto è cambiato, ci sono tanto per cambiare, anche sempre più difficoltà in ogni ambito, ma le donne quali versanti hanno davanti a sé, quali sono le sfide che devono affrontare, perché ancora adesso, nonostante siamo nel 2022 e succedono fatti che sono relegabili ancora al Medioevo, abbiamo poche donne che rivestono dei ruoli strategici. Ce ne sono più di un tempo, senza dubbio, sono anche molto preparate e molto capaci, però non sono numeri critici, perché ci sono poche donne che rivestono ruoli anche cardine in determinati associazioni, enti o istituzioni. L'accesso al credito, che è un'altra nota dolente, è uguale per uomini e donne, ci sono delle agevolazioni per le donne, ci sono dei fondi, dei finanziamenti, e i ritmi e i tempi che la società chiede e detta, anche la società lavorativa. Come sono? Sono adatti a tutti e a tutte o ci sono delle problematiche che vanno risolte? Allora, Confcommercio ha organizzato una serie di appuntamenti, questo che è recente, che è un po' lo spunto del 7 aprile organizzato a Verona, era più volto all'accesso al credito, ma ci sono state varie tematiche che sono state affrontate, per cui dalla transizione ambientale digitale, la sostenibilità sociale, la formazione, la parità di genere, insomma tante questioni con tanti anche esperti. E da quest'ultimo, l'ultimo mi pare questo appuntamento, il penultimo, giusto? No, il secondo, questo è il secondo in ordine di data. Il primo è stato sull'identità, il 2 marzo a Bologna, poi siamo partiti, abbiamo affrontato, ci siamo tuffati nell'argomento che è centrale nella vita delle imprese, che è il credito. E subito arrivati a bomba la questione. Sì, perché parlare con imprenditori vuol dire trovare soluzioni economiche a cui si può accedere quotidianamente nella vita, per la programmazione della vita dell'impresa, in momenti ordinari, in momenti straordinari della vita, è proprio la vita dell'impresa, perché ogni imprenditore riversa nella propria attività il cuore e l'anima. Talvolta le intere famiglie partecipano nelle nostre tessuti sociali e imprenditoriali al risultato economico. Non è solo un bilancio come differenza tra costi e ricavi, è anche un bilancio di umanità, quello che andiamo ad ottenere al termine dell'esercizio commerciale. Mi sono tuffata subito nell'argomento che, come si capisce, è centrale occupandomi di terziario di mercato, perché, e quindi già di credito sostanzialmente, di credito. Perché poi quello lo faccio attraverso una delega nazionale al credito in rappresentanza di Terziario Donna Confcommercio. Che sarebbe, che cos'è? Terziario Donna Confcommercio è una bella storia, è un gruppo di movimento, chiamiamolo di opinione, delle donne che sono iscritte alla categoria, all'associazione di Confcommercio, quindi l'unione di tutto quello che è il terziario di mercato, il commercio, i servizi, l'oreca, tutti i servizi alla persona. Quindi oltre il 70% dell'occupazione imprenditoriale e no nella nostra nazione. Quindi chi lavora in Italia è orientato a questa grossa percentuale di lavoro attivo nel riguardo del terziario. Il terziario ha una caratteristica particolare, io la chiamo il ponte tra la produzione e il consumo. L'industria, l'artigianato e l'agricoltura hanno la necessità di arrivare a casa di ognuno di noi e per fare questo si avvalgono di un sistema di servizi. I servizi sono la nostra materia prima e quindi sono il nostro focus, e arriviamo a portare a casa di tutti i prodotti, i beni, i servizi.
Quindi c'è anche la necessità di avere una rappresentanza molto capillare, fare un'azione sinergica importante, questo è quello che facciamo nelle associazioni. Cioè, spingendo su cosa? Cercando anche di incentivare la partecipazione? Allora, questa sì, si cerca di avere molta più collaborazione possibile da parte di commercianti e addetti ai servizi che si mettono assieme e cercano le soluzioni per il mercato, per stare meglio sul mercato, per accedere a fonti di finanziamento, per avere un sistema di acquisto migliore, anche di confrontarsi tra di loro, oltre che di recepire delle istanze governative nel tema di aiuti all'impresa, perché vanno a favore di un gruppo consolidato, quindi si cerca di sfruttare il più possibile e chiedere oltretutto delle misure specifiche per il nostro settore. È un'attività sindacale politica quella che facciamo, è una politica economica. Quindi quando, in particolare, torniamo al tema chi è Terziario Donna. Terziario Donna è un gruppo di tutte le donne che appartengono al terziario di mercato e iscritte a Confcommercio, che sono assieme indipendentemente dal settore che occupano, l'attività o la territorialità, quindi un gruppo eterogeneo che lavora insieme per le altre donne e per tutta l'associazione nel suo insieme. Che cosa è che c'è da queste analisi, che questa attività che state svolgendo a livello nazionale poi tra l'altro? Certo. Quindi allora innanzitutto se ci sono differenze territoriali. Sì. E quindi questo è anche interessante. La territorialità si incide molto sui risultati, la territorialità poi è insieme alle parità di genere e ai giovani, è una delle priorità del nostro governo. Lo troviamo, il PNRR è un programma che è imperniato di queste attenzioni, ma non parità di genere legate alla pura e mera equità tra i due generi, ma come valore economico. L'impresa, la donna, se arriva più attiva e numericamente più importante nel mondo del lavoro, fa aumentare quel PIL a cui tendiamo e abbiamo bisogno di essere in tante, siamo troppo poche. Solo un 22% è la penetrazione del lavoro femminile, è troppo basso alle imprese. Perché? Perché ci sono molti ostacoli. Gli ostacoli sono ancora banali, manca il welfare, manca un welfare pubblico che sostiene la donna in una fase di particolare importanza della vita, che ha un decennio che va circa dai 30 ai 40-45 anni. Però io sto pensando anche una cosa, io conosco anche imprese dove ci sono delle donne all'interno, magari se non sono imprenditrici dirette, comunque fanno parte della famiglia che gestisce, stiamo parlando sempre di imprese di servizi e quant'altro, e avrebbero la possibilità, questo me lo raccontano anche chi lavora all'interno, di istituire il famoso asilo, il famoso nido aziendale e dare dei supporti, e pochissime lo fanno. Quindi le stesse donne rivestono ruoli strategici nell'azienda, avrebbero il potere di fare, ma magari non istituiscono quei servizi all'interno di aziende che potrebbero dare aiuto alle donne, anche agli uomini, per carità, perché poi un papà che ha un bambino vede la moglie che deve rinunciare perché deve comunque tenerlo lei anziché lui. Quindi c'è anche una responsabilità al femminile, tutto sommato, in certe scelte. Sto pensando di welfare. Beh, diciamo che si tratta anche di una arcaica credenza un po' della popolazione, del nostro sistema familiare Italia. Però bisogna fare dei passi, intanto pensare che non esistono solo questi esempi di aziende strutturate all'interno delle quali possono fare degli asili particolari, e poi non posso entrare ovviamente nelle singole dinamiche a capire quali sono effetti o ostacoli che hanno incontrato per far questo. Però dobbiamo pensare anche alla miriade di lavoratrici di piccolissime aziende che non hanno questa opportunità e che non trovano adeguato risposta dal punto di vista pubblico. Assolutamente. Il pubblico ci deve essere, perché poi cosa ci troviamo in questo decennio? La donna è ormai leader, chiamiamola così, nel percorso scolastico, arriva più di altri alla laurea e con risultati molto più apprezzabili,
poi arriva nel periodo che si dedica anche alla procreazione e lì abbandona il lavoro. Abbandona il lavoro, non ci sono nemmeno delle attività incentivanti a poterglielo mantenere, nel senso è più facile pensare mi dedico della famiglia intanto e poi rientro, ma quel poi rientro fa perdere la competizione, la gara, l'accreditarsi in posti anche, significativi, sì. Perché oggi oltretutto il mondo è veloce ed essendo così veloce non si può assentarsi. Quello è il discorso. E questo è fondamentale. Perché si resta fuori dai ritmi, mondo, dei giochi. Infatti. E dopo risulta ancora più penoso e difficoltoso, comunque rientrare con un ruolo magari non come era quello di prima, mortificante per molte persone. Assolutamente sì, questo. E quindi bisogna andare a colmare e a dare sostegno in quel pezzo di vita della donna che poi oltretutto incide col periodo più felice della vita della donna. Però anche lì, anche lei ha detto prima, è un fattore arcaico, culturale. Un attimo che leggiamo un messaggio. Sono una donna che lavora da 35 anni e mi raffronto con un'economia maschile veramente poco lungimirante. Era quello un po' che si diceva. Sì, certo, vanno in questa direzione, insomma, perché per poter affermare il lavoro delle donne abbiamo bisogno degli uomini che credano e facciano un percorso insieme a noi. Infatti, no, ma infatti voglio dire questo, cioè una cultura ancora legata a vecchi schemi. Ma io dico sempre, senza dubbio, bisogna che anche gli uomini ci credano, certo, invece che fare magari team tra di loro, ma che siano più coinvolgenti, però anche le donne stesse sono quelle che poi in famiglia accettano certe scelte, non pongono l'obiezione, ma perché hanno piacere di stare più a casa con i bambini. E quello è il fatto, allora. Perché io conosco persone che hanno rinunciato volentieri perché dicono no, questi anni, i primi anni di vita del bambino voglio esserci io a casa con lui, non posso rinunciare, è irrinunciabile questo. Io a dire, ma attenzione perché tu una cosa 6 mesi, una cosa 1 anno, 2 anni, 3 anni, ho capito che è piccolino, però sei fuori dai giochi, certo. Ma poi appunto ma si tratta è una cultura anche delle donne stesse. Assolutamente, però bisogna essere un pochino più ingegneri gestionali della propria famiglia, pianificare le cose insieme al compagno di vita, alla famiglia stessa, e non rinunciare a quello che si avrà dopo, perché una visione di breve periodo ci comporta esattamente questi risultati. Come si fa ad arrivare all'apice, che è l'altra domanda che è stata posta prima? Se c'è una continuità di preparazione, di contatti, di eventi che mettono la donna nel circuito delle relazioni. Se ce ne stiamo fuori è molto più complicato poi riprenderla anche a distanza di tempo. Ma questo si allaccia anche tra l'altro al discorso che poi in una dinamica anche di carattere familiare o individuale uno dice se io guadagno tanto quanto quello che poi dovrei girare la famosa babysitter della situazione, quindi vuol dire che comunque non è che è un guadagno chissà di che tipo, ma di fatto questo succede, tanto vale. E quindi la differenza che esiste di reddito e di remunerazione tra l'uomo e la donna. C'è stata una legge regionale in Veneto che è intervenuta in questo senso, però di fatto restano queste differenze, a parità di ruolo, di situazione, ci sono diversità. Sì, però dobbiamo andare a sciogliere questo nodo. Il fatto che temporaneamente, per un determinato periodo di tempo, la retribuzione o il guadagno di un'impresa venga devoluta ad un lavoro di cura per le proprie creature, che poi è lo stesso lavoro di cura a cui siamo tenute poi a guardare successivamente quando avremo un lavoro di cura per gli anziani, per i nostri familiari, impedisce ad una persona di realizzare se stessa. Quindi quello che si concretizza economicamente va investito con accuratezza in altre risorse che a loro volta, umane, che a loro volta possono lavorare, altrimenti non lo farebbero. Quindi diciamo che è una famiglia allargata quella che si crea nel momento in cui nascono nuove persone oppure ci sono delle esigenze per persone disabili, anziani o a cui rivolgere le nostre cure. Allora, torniamo su questi temi e parliamo naturalmente anche del discorso del credito, ma anche di altre sfide che sono molto importanti, tra poco dopo la pubblicità.